Nasce in casa Parlamento della Legalità Internazionale, l'Accademia Internazionale di Studi sulla Legalità. A portarla al battesimo nella capitale romana Niccolò Mannino e Salvatore Sardisco, con diverse personalità. Sentiamo lo stesso Niccolò Mannino. Anni di grande supporto, di cultura, anni di grande evangelizzazione, perché no? Ricordo come Monsignor Michele Pennisi ebbe a dire sia a me che a Salvo Sardisco che la nostra è realmente una missione. Anni di grandi incontri culturali con i giovani in tutte le parti d'Italia, nelle scuole, negli ospedali, nelle parrocchie, nelle platee, nelle assemblee d'istituto. Cosa abbiamo raccolto da questi giovani? Abbiamo raccolto un solo desiderio, un progetto formativo culturale che li educasse nella quotidianità a vivere quello che è il grande valore della legalità intesa come gratitudine, intesa come amore alla vita. Ecco il Parlamento della Legalità Internazionale che nasce dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio. E allora, dopo un grande confronto che abbiamo fatto con il vicepresidente Salvatore Sardisco, con i nostri coordinatori culturali delle varie regioni d'Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, alla Campania, alla Puglia, alla Basilicata, al Veneto, nasce una nuova idea in Casa Parlamento della Legalità: dare vita a un ramo culturale di grande formazione e livello, quale quello dell'Accademia Internazionale degli Studi sulla Legalità. E allora recentemente abbiamo dato vita a un incontro con tutte le misure anti-Covid, attenzione, no? Con tutte le mascherine possibili e immaginabili, con tutte le distanze che potevamo mettere in atto, per pensare come far nascere un'Accademia Internazionale di Studi sulla Legalità, e abbiamo chiesto dei consensi, se era il caso e se ne valeva la pena. Mi commuove dire che il primo sì ci è arrivato dal generale di brigata Cosimo Basile, il fratello del capitano Emanuele Basile, ucciso dalla mafia 40 anni fa a Monreale. Mimmo Basile, dopo il convegno che abbiamo svolto il 5 settembre a Poggio San Francesco, che ci ha raccontato con passione come ha visto morire il fratello, ha detto: sì professore, io sono con voi. Lo stesso ha fatto Raffaele Luis, giornalista decano vaticanista, che ci ha fatto un articolo meraviglioso sull'Osservatore Romano proprio su quello che abbiamo vissuto a Poggio San Francesco con il cardinale Cocco Palmerio e il nostro arcivescovo, che ringrazio di cuore, Monsignor Michele Pennisi. Anche lui, Raffaele Luisi, sì, sono d'accordo a questa iniziativa. Don Sergio Mercanzini, il generale interregionale dell'esercito, il generale di corpo d'armata Giuseppe Nicola Tota, anche un parere anche favorevole, di affetto, del nostro presidente onorario, il generale Carmine Lopez, e tanta gente hanno detto sì. Non solo più un incontro mordi e fuggi, non solo più una conferenza così tanto per, ma un'accademia internazionale che ha solo un impegno: costruire la bellezza di un'etica morale a servizio di una collettività che vuole riscoprire la bellezza di essere propositivi. E allora questa Accademia Internazionale di Studi sulla Legalità vedrà la realizzazione di alcuni dipartimenti, vedrà la realizzazione di alcune tesine, vedrà anche il dialogo che noi andremo a fare anche con altre università per presentare e motivare giovani da tutta Italia che credono in un'autentica cultura di bellezza, di riscatto e di vita. Quindi ringrazio sin da adesso tutti coloro che vorranno collaborare con noi, perché l'Accademia Internazionale di Studi sulla Legalità non è un sogno, è già una realtà, perché vive nel cuore del Parlamento della Legalità Internazionale.